Buonasera. Buonasera e benvenuti a Natale in Parco di Note. Allora, questa idea del Natale al Parco di Note nasce dalla sinergia che si è creata con l'associazione Musicantus, l'orchestra Filarmonia Veneta che è qui alle mie spalle, con la bacchetta del maestro Walter Bertolo. Questa sera, staccandoci un po' da quelle che sono, da quella che è stata la tradizione precedente, e cioè quella che dedicava alla musica lirica questo evento, in realtà ha pensato di dare un omaggio a quello che è considerato uno dei grandi compositori dell'epoca moderna, e cioè con il titolo di Remembering Ennio Morricone facciamo un viaggio attraverso le musiche del grande compositore, ripercorrendo le sue indimenticabili colonne sonore per i famosi film che hanno segnato la storia del cinema. Ma non spetta a me fare il saluto, perché sono a prestito su questa casa che è la provincia di Treviso, ma chiamo chi fa le funzioni di padrone di casa e a nome del Presidente abbiamo Valeria Salvati che vi dà il benvenuto istituzionale. Prego. Grazie Chiara, buonasera signore e signori, benvenuti a questo appuntamento, questo concerto organizzato dalla provincia di Treviso assieme all'associazione Musicantus, Natale al Parco di Note. È un tradizionale evento, appuntamento natalizio nel periodo dell'Avvento, che è il periodo più caldo dell'anno, dove sostanzialmente si ripercorre quella che è la magia del Natale, si ripercorre quella che è il momento di condivisione e da ultimo quello che è un appuntamento anche per scambiarci gli auguri di Natale. Quest'anno, come diceva Chiara correttamente, si è deciso di dedicare il Natale alle indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone. Chiaramente Ennio Morricone, come noi tutti sappiamo, è stato un grandissimo compositore, un grandissimo maestro che ha scritto la storia del cinema con le sue colonne sonore e non solo. Porto chiaramente i saluti del Presidente Stefano Marconna, che per concomitanti impegni istituzionali non è riuscito ad essere qui questa sera, e di tutta l'amministrazione provinciale. Volevo salutare anche i consiglieri presenti, che sono Sartora e Bredariol, che mi accompagnano e ci accompagnano in questo percorso. Che dire, la provincia è molto attenta a questi eventi, tant'è che vuole offrire delle proposte culturali di altissima qualità, come appunto quella di questa sera. L'Orchestra Filarmonia Veneta, unitamente al direttore Walter Bertolo, al soprano Claudia Ceraulo, ai quali vi chiedo davvero in anteprima di fare un grande applauso, perché saremo sicuri che faranno il meglio. Quindi io vi ringrazio per questa vostra così partecipazione, scusate il gioco di parole, vi auguro con l'occasione del Natale sicuramente i migliori auguri di buone feste, di buon Natale, di un sereno anno nuovo, un 2025 che noi tutti ci auspichiamo possa essere davvero all'insegna del benessere, della gioia, della serenità, dei successi, insomma di tutte le cose che tutti quanti vogliamo realizzare. Quindi grazie ancora, grazie per essere qui questa sera e buon ascolto di serata. Grazie. Grazie. Allora ringraziamo il consigliere Salvati per questo suo benvenuto e naturalmente è da estendere a tutte le autorità civili
e militari che abbiamo qui presenti e che ci onorano, sapendo anche che in concomitanza c'era già anche un altro incontro istituzionale da un'altra parte molto importante, ma avete dedicato del tempo anche a noi e questo ci fa molto piacere. Naturalmente, come dicevo prima, questa sinergia che nasce con Musicantus e l'Orchestra Filarmonia Veneta, meglio di me ve la spiega Jacopo Cacco, che è il maestro nostro qui trevigiano, che parlerà proprio per Musicantus. Jacopo. Grazie Chiara, buonasera a tutti. Per la terza volta, per il terzo anno, Musicantus collabora con la provincia di Treviso e con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta per un parco di notte. È una collaborazione ormai solida che abbiamo iniziato qualche anno fa e che continuiamo a sostenere con grandissimo piacere. Abbiamo cominciato con poche cose, un pianista e una grandissima soprano, Chiara Isottone, il pianista Federico Brunello, con un gala lirico emozionante. Poi abbiamo allargato la compagine, abbiamo aperto, appunto, abbiamo stretto la collaborazione con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta per l'Elisir d'Amore che si è svolto proprio qua dentro qualche estate fa, e per questa terza volta invece ci siamo spostati dalla stagione estiva a quella natalizia per un altro grandissimo evento, e vedo che insomma il pubblico ha risposto in modo molto caloroso e ne siamo veramente felici. Io non voglio aggiungere molto altro perché questa è la serata dell'orchestra, del maestro Bertolo, della soprano Claudia Celaulo e ovviamente di Ennio Morricone, che ricordiamo con la sua splendida musica e con i suoi splendidi film, le sue colonne sonore. Vi ringrazio da parte di Musicantus APS, del presidente Francesco Zarpellona, che non può essere qui presente stasera e che io quindi rappresento, e vi auguro un buon ascolto e un buon Natale a tutti voi. Grazie. Devo dire che c'è un pizzico d'emozione nel fatto di appoggiare lo sguardo e conoscere molti di voi e vedere che sono presenti, che hanno aderito a questa proposta, e siete un bel colpo d'occhio da vedere. Allora, la formula di questa sera è praticamente la musica, abbiamo detto, delle colonne sonore del maestro Morricone, che viene intervallata dai frammenti biografici che appartengono alla sua storia, che vengono tratti dal libro scritto in compagnia con De Rosa, che si chiama Inseguendo quel suono, delle edizioni Mondadori. Ma ci saranno gli spezzoni dei film, la musica, le parti delle biografie. A voi spetta segnalare il gradimento di questa serata. E allora lasciamo spazio alla musica.
Questa lunga esplorazione, questa lunga riflessione, a questo punto della mia vita è stato importante e persino necessario. Entrare in contatto con i ricordi non significa solamente malinconia, di qualcosa che sfugge via come il tempo, ma anche guardare avanti, capire che ci sono ancora e chissà quante cose ancora possono succedere. Nuovo Cinema Paradiso.
ho sposato una siciliana, il che mi ha permesso di conoscere da vicino la sicilianità. Ma grazie all'arte di Tornatore ho avuto la conferma delle mie sensazioni su questa terra che è bella, anche per le sue contraddizioni, oltre che per la sua umanità. Malena.
Qualche volta dai sogni mi capita che affiorino dei suoni, delle idee. Se riescono ad arrivare al dormiveglia e io riesco ad acciuffarle, le trascrivo appena mi sveglio. Da diversi anni sul comodino ho sia della carta pentagrammata sia quella totalmente bianca, perché ci sono idee musicali e idee musicali. Alcune si possono scrivere sul pentagramma, altre no. The Mission.
C'è una poesia che Ennio Morricone dedicò alla moglie Maria, che poi, a dire il vero, è l'unica poesia che ha scritto, e si chiama Inseguendo quel suono, che poi è anche il titolo del libro della sua biografia, dal quale abbiamo tratto questi frammenti. Il suono della tua voce coglie nell'aria un invisibile, immobilizzandolo in un attimo eterno. Quell'eco è entrata in me, frantumando i cristalli fragili del mio sospeso presente, senza ritorno. Dovrò cercare futuro inseguendo quel suono, io stesso, disperata eco, a ritrovarmi. Canone in verso.
Molto dipende da come si entra in relazione con la musica, se attivamente o passivamente, in una sorta di ambiguità relazionale. La stessa natura ambigua a cui si riferiva Pasolini quando affermava che la musica nel cinema è in grado di sentimentalizzare un concetto e concettualizzare un sentimento. Questa frase mi colpì e come compositore faccio in modo che ciò avvenga sempre e che non riguardi solo la musica per il cinema, ma la musica in relazione a tutto ciò che la circonda. C'era una volta in America.
La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno. La musica esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi la ascolta. Non è come la poesia, che non necessita di interpretazione, perché le parole hanno un loro significato. La leggenda del pianista sull'oceano.
La musica mostra ciò che non si vede, può contraddire ciò che non si dice o viceversa, raccontare qualcosa che l'immagine non svela. In questo senso apre un dovere morale per il compositore del cinema che, a mio avviso, ha una grande responsabilità. Io l'ho sentita su di me, sempre. La Califfa. maestro Walter Bertolo, il soprano Claudia Ceraulo, l'Orchestra Filarmonia Veneta. A volte
Mi ritrovo a pensare che magari lavorare nel cinema mi abbia aiutato a vivere fino in fondo il mio presente, perché il cinema è forse l'arte del XX secolo per antonomasia e riesce a racchiudere in sé la sintesi perfetta del positivo e negativo dello specchio della società, la rappresentazione della vita passata e della nostra contemporaneità. C'era una volta il West. La musica ci insegna ad essere liberi. L'ho detto molte volte. Penso che se tutti si dedicassero anche un po' alla musica, non esisterebbero le guerre. Giù la testa.
Solitamente, dopo aver letto il copione o la sceneggiatura, inizio ad elaborare alcune proposte. In particolar modo per me contano i personaggi, la loro interiorità, la psicologia. Cerco insomma di comprenderli fino in fondo per poi poterli presentare sotto una mia luce personale, più interna, per un pugno di dollari. Tutto ad un tratto, quando mi metto a scrivere, inizia ad articolarsi un processo misterioso, per cui questi materiali diventano vivi, dipendenti e al tempo stesso indipendenti dalla mia volontà. Per cui se sposto un suono, devo ripensare anche all'altro. Ma poi cambierebbe tutto, un rompicapo, insomma. Questo però è l'aspetto combinatorio. Per qualche dollaro in più.
ogni nota o pausa, come gli altri elementi compositivi, devono assumere un preciso senso funzionale per la costruzione di un'idea chiara e coerente. Al tempo stesso, però, tutto questo deve rispondere al risultato sonoro. In altre parole, la musica deve essere pensata per essere ascoltata e non per rimanere un semplice esercizio teorico. A volte, infatti, è illusione. L'uomo dell'armonica.
la sorpresa di questa sera, l'uomo dell'armonica, il maestro Walter Bertolo. La voce di Claudia Ceraulo, i professori dell'Orchestra Filarmonia Veneta, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa magia, di questa serata che ci ha riportato in un tuffo pregno di musica, di ricordi, di film. Ho visto, mentre ascoltavo, intercettando i vostri volti, tutti con lo sguardo immobile a fissare questo stupore, questa meraviglia. Torno a Morricone che diceva: sognavo di rimanere nella storia come compositore. Non so se ci sono riuscito, me lo auguro. Ciò che oggi spero davvero non è tanto avere il nome su un libro o un'enciclopedia che magari nessuno leggerà, ma soprattutto aver fatto con coscienza e onestà la mia professione, quella che ho scelto, la professione di compositore. Il buono, il brutto, il cattivo.
Silvia Ceraulo, il maestro Walter Bertolo, l'Orchestra Filarmonia Veneta, che ci hanno accompagnato questa sera. Grazie di cuore, grazie davvero. Grazie all'orchestra. Allora, questo mentre voi applaudite, che siamo arrivati alla conclusione, lo avete visto anche nel programma, era denso, 13 brani, 13 film e naturalmente il grande lavoro che c'è alle spalle per portare qui in provincia di Treviso il Natale al Parco di Note. È doveroso, prima di salutarvi, fare dei ringraziamenti che naturalmente devono arrivare a quanti magari avete intercettato ma non avete visto direttamente, perché sappiamo, no, che da soli non si riesce a mettere insieme questa cosa, ci vuole la collaborazione di tante persone. E allora innanzitutto un grazie alla provincia di Treviso che ci dà la possibilità ormai consolidata, annuale, di mettere insieme questo meraviglioso Parco di Note che è diventato un appuntamento ormai imprescindibile e si vede dalla vostra presenza. E naturalmente il grazie a questa meravigliosa orchestra. E siete davvero straordinari. Naturalmente grazie a Musicantus che ci fa da direzione artistica e naturalmente supporta quella che è l'organizzazione per mettere insieme tutto questo. Grazie Jacopo, grazie a Musicantus. E naturalmente un grazie particolare va a tutte quelle persone che poi sono le mie ex colleghe o colleghi che collaborano perché sono innamorati di questo evento e naturalmente offrono la loro collaborazione per molte ore, per molti giorni e il risultato si vede. Grazie. Grazie agli sponsor, perché è evidente che l'amministrazione provinciale di Treviso non avrebbe da sola, anche perché non fa parte delle proprie competenze, la possibilità di supportare economicamente questo impegno. E allora andiamo sempre in cerca di quelli che sono i sostegni e sono gli sponsor che permettono a tutto questo. E grazie agli sponsor che voi vedete anche nel libretto di sala, che ci sono accanto spesso e che devo dire negli ultimi tempi non dobbiamo neanche proprio cercarli così tanto, arrivano e ci permettono di realizzare tutto questo. Però le nostre porte sono aperte e se qualcuno vuole aggiungersi a questa pletora di siamo qui. Perché noi abbiamo più di 35, 37 elementi d'orchestra, non vorrei sbagliarmi, e una voce soprano, un direttore, ma naturalmente se arrivano gli sponsor possiamo fare 40, 50 elementi, vero? Però voi siete stati bravissimi e sembravate 50, 100 elementi.
Ed è con questo che vi facciamo gli auguri di Natale ed è con questo che ci salutiamo, perché questa serata termina qui, a meno che... Claudia Ceraulo, il maestro Walter Bertolo, l'uomo dell'armonica, va bene se proprio insistete. Sono molto imbarazzato per questi festeggiamenti, sono davvero commosso per questo. Io sono un compositore come tanti altri, che qualcosa gli è andato bene, qualcosa meno bene, ma questo è normale. Questo mio lavoro in genere è nascosto. Il lavoro del compositore non esiste ufficialmente, esistono le sue musiche. Se qualcuno le suona però, se qualcuno le ascolta. Se no, se così non fosse, non esisterebbe il compositore. Io esisto perché qualcuno mi ascolta. The Ecstasy of Gold, che questo è stato anche l'Oscar di Ennio Morricone.
credo non vogliono andare a casa. Facciamo un nuovo Cinema Paradiso? Facciamo l'ultimo? Ripetiamo il primo. Ripetiamo il primo. Sì, va bene. Allora, è evidente che piace anche a loro. Allora, con il benestare del maestro Bertolo e con l'infaticabile e straordinaria Claudia Ceraulo, eccola qui, ci congediamo dal maestro Morricone perché così ci salutiamo con questo ultimo bis. Morricone, nato a Roma il 10 novembre 1928 e scomparso a Roma il 6 luglio del 2020. Orchestratore, direttore d'orchestra, compositore, ha composto oltre 450 colonne sonore, più di 100 opere di musica assoluta. Nel 2007 ha ricevuto il premio Oscar alla carriera e nel 2016 l'Oscar per la miglior colonna sonora nel film di Quentin Tarantino. Più di 70 milioni di dischi, 3 Golden Globe, 10 David di Donatello, 11 Nastri d'Argento, 2 European Film Awards e da stasera nel suo palmarès c'è anche un parco di note della provincia di Treviso. Vi saluto, vi auguro un buon Natale e vi lascio con un nuovo Cinema Paradiso.
l'Orchestra Filarmonia Veneta, il maestro Walter Bertolo, il soprano Claudia Girardo. Un grande applauso a tutti voi. Chiara, nostra Chiara. Non andate via però, non andate via. Un grande grazie al service lì in fondo che non mi ha fatto provare mai il brivido della diretta, ma è stato precisissimo, straordinariamente professionale. Grazie a Rossi, il nostro service. Grazie a tutti i professori d'orchestra. Allora chiamo in questa fase finale, prima del vostro saluto, l'onorevole Ingrid Bisa. Se viene qui, anche il nostro consigliere, prego se può venire, perché che Natale è senza neanche fare un piccolo omaggio, vero? Da mettere, non abbiamo l'albero. Se volete ci mettiamo sotto la coreografia natalizia. Dove è scappato il maestro Bertolo? Voglio il soprano, Claudia Ceraulo, il maestro Bertolo. Vediamo se io mi sposto. L'onorevole Ingrid Bisa che è venuta qui con noi. Questo per il soprano. Grazie. Sì. No, grazie. Buon Natale. Buon Natale, grazie. Che bello. E naturalmente questo, onorevole, se per il maestro, prego. Grazie. Volevo chiamare anche Jacopo per fare Jacopo Cacco, Musicantus, per fare la foto tutti insieme, per augurarvi buon Natale, un grazie in un angolo anche a Carlo Rapicavoli, il direttore, che si è assunto la responsabilità di contenere più persone del piano di sicurezza, però voi non ditelo a nessuno, mi raccomando, altrimenti non è più possibile rifare tutto questo. Allora tanti auguri a voi, un grande grazie, e se da quello che ho capito è piaciuto, ci rivediamo l'anno prossimo, no?